le cose, cioè se si mettesse Sì, come regola. però spesso è... Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Questa mattina parliamo di green, questa tematica al centro anche della politica dei paesi non solo europei, e lo facciamo presentandovi un esempio di un'azienda molto radicata in Veneto, anzi in espansione anche in Veneto per quanto riguarda le politiche green. Parliamo di logistica nello specifico. Do il buongiorno e benvenuto a Matteo Vaccari, business developer ma anche direttore proprio dell'area di gestione dei corrieri, se non sbaglio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei svolge questa mansione all'interno di una realtà molto ampia della logistica a livello nazionale, che però qui in Veneto ha una sua caratterizzazione. Un po' ci descrive la sua realtà, tanto per capire di che cosa stiamo parlando. Sì, Bracchi è un'azienda di trasporti e logistica, il cui azionista principale è un fondo francese, che si chiama Argos With You, ed è un fondo ESG, quindi è un fondo che ha politiche di sostenibilità e di decarbonizzazione molto spinte e ovviamente le impone a tutte le aziende di proprietà. L'headquarter è a Fara-Geradad, in provincia di Bergamo, però diciamo il Veneto è la seconda realtà per importanza all'interno del nostro gruppo. All'interno dei Bracchi ci sono due anime totalmente diverse una dall'altra, diciamo l'anima storica che è legata al mondo degli ascensori, delle macchine agricole, quindi trasporti eccezionali, bei lotti grandi, mentre in Veneto facciamo l'esatto opposto, quindi tutte le attività legate al mondo del fashion, della cosmesi, dell'e-commerce, della lifestyle in generale. Quindi pacchettini, tempistiche di spedizione molto ristrette, quindi sono due realtà molto diverse tra loro che però abbiamo cercato di integrare in un percorso di sinergie che va avanti dal 2018. Quando lei parla di fondo ESG, no? Che ha come obiettivo la decarbonizzazione, ESG è una certificazione, cioè che cosa significa? Si rientra in un determinato contesto con dei requisiti? Sì, è un piano di sostenibilità che ormai è legato anche al bilancio di sostenibilità che le grandi aziende saranno obbligate a fare dal 2025 in poi, che necessita di alcuni requisiti che sono legati a dei piani di decarbonizzazione molto spinti. Nel nostro caso dobbiamo ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2027, quindi diciamo un piano molto tirato che non sarà facile rispettare, però siamo sulla buona strada per metterlo in pista a livello concreto, perché poi come sempre tante volte si parla di teoria, ma la sostanza è molto più importante. Quali sono le azioni pratiche che avete messo in campo nella logistica specifica del Veneto, dato che lei parlava, no, di supporto a quelle che possono essere le piccole e medie imprese, quindi pacchettini, non grandi trasporti, ma trasporti piccoli, capillari, diffusi nel territorio, quindi uno può pensare magari banalmente tanti movimenti di mezzi e quindi inquinamento. Invece come state, quali sono le azioni proprio per ridurre l'impatto?
Allora, ci sono 3 scope all'interno del piano di decarbonizzazione. Lo scope 1 è legato ai trasporti fatti con mezzi di proprietà. Tutti i nostri mezzi sostanzialmente sono Euro 6 e in tutti i nostri mezzi noi abbiamo già da quest'anno il rifornimento tramite HVO, che è il biodiesel, che è diesel prodotto da scarti industriali che ha il 90% di emissioni in meno rispetto al diesel tradizionale. Quindi lo scopo 1 per noi è già sul tavolo, è già attivo al 100%. Ovviamente in questo caso stiamo parlando di trasporto in Italia perché come sempre non abbiamo le rotaie. No, ma l'HVO in Europa si trova a macchia di leopardo e quindi in tutti i nostri traffici internazionali abbiamo ancora difficoltà a trovare il rifornimento del biodiesel. Lo scope 2 invece è legato alle attività nei magazzini, quindi i magazzini che abbiamo, gestiamo circa 400.000 metri quadri di spazi coperti, saranno dotati di pannelli fotovoltaici per essere energeticamente autosufficienti. Tutti i nuovi stabili, abbiamo avuto uno sviluppo negli ultimi anni incredibile, sono certificati LEED Gold, quindi anche da questo punto di vista siamo sulla buona strada per realizzare il piano molto più velocemente rispetto alle tempistiche che ci siamo dati. Il terzo scope è quello che però mette in difficoltà un po' tutte le aziende in questo momento, che è legato ai subfornitori, in particolare i subfornitori di trasporto, quindi tutti i traffici che non gestiamo con i mezzi nostri ma che affidiamo a Corrieri Espressi piuttosto che a altri distributori. Che tipo di difficoltà incontrate con i subfornitori? Perché non sono alle stesse performance che avete voi con i vostri mezzi privati? Questa è la tematica, perché nel momento in cui si parla con una piccola aziendina locale si fa fatica a inculcare la logica della decarbonizzazione piuttosto che di certificazioni particolari o un'attenzione molto specifica su questo tema. Ma è un fatto di cultura o perché i volumi di produzione non permettono degli investimenti di un certo tipo? Credo siano legate entrambe le cose. Il piccolo imprenditore fa fatica magari ad avere il capitale per poter investire su logiche, mezzi elettrici piuttosto che di ultima generazione. È anche vero che poi magari è legato al ho sempre fatto così e così voglio continuare, quando in realtà il mondo cambia, bisogna stare sempre al passo. Però per assurdo ogni realtà ha bisogno del piccolo imprenditore locale, non si può fare a meno di questa filiera. Mentre quando il subfornitore è una realtà strutturata e grande, come magari siamo noi, è più facile una relazione di questo tipo. Tutti i Corrieri Espressi in questo momento stanno facendo dei piani di decarbonizzazione, il last mile, cioè la distribuzione nell'ultimo anello della catena, viene già effettuata ove possibile con i mezzi elettrici, però stiamo parlando di catene molto ristrette, no? I viaggi a lunga breve gittata, distanza può funzionare. Ecco, lei mi anticipa proprio una domanda. Le parlava di mezzi a biodiesel, però si parla tanto di elettrico, no? Sì. Che non si capisce se sia la panacea di tutti i mali o effettivamente può sembrare anche uno specchio per le allodole. Lei che lavora nella logistica, che tipo di riflessione fare sui mezzi elettrici? Voi avete dei mezzi elettrici, ma mi pare di capire che allo stato attuale anche delle infrastrutturazioni che abbiamo in Italia possono garantire piccoli percorsi? Sì, noi ne abbiamo, ma sono legati alle attività di distribuzione del last mile. Nelle tratte lunghe abbiamo fatto un'analisi anche con consulenti esterni, analisi molto centrate, ed è emersa chiaramente l'impossibilità di gestire le tratte con mezzi pesanti, le tratte lunghe con mezzi elettrici. Vuoi per questioni di costo, un mezzo elettrico costa 2-3 volte
un mezzo normale, vuoi per tempistiche di ore guida, perché poi il mezzo si deve fermare continuamente a ricaricare, vuoi perché non ci sono neanche le stazioni di attrezzaggio strutturate per poter gestire questo business. Quindi le soluzioni trovate sono altre, vedi il biodiesel, vedi che ne so, il trasporto intermodale ove è possibile. L'idrogeno potrebbe essere una soluzione? L'idrogeno è molto simile alla soluzione elettrica, quindi presenta le stesse difficoltà e soprattutto non siamo ancora pronti per questa soluzione. Quindi, se ho capito bene, visto che voi insomma siete molto avanzati in quella che è la logistica, lei prima parlava di intermodalità. E da un punto di vista proprio della gestione, no? Logistica, lo dice la parola stessa, quali sono gli ingredienti per far funzionare meglio il trasporto dei piccoli pacchetti, delle grandi merci in un territorio capillare, con l'obiettivo della decarbonizzazione, no? Perché sembra un po' il cane che si mangia la coda. È sempre la stessa questione. Diciamo che l'intermodalità è utile in alcuni casi, quando stiamo parlando magari di grandi lotti piuttosto che di materiale che non ha urgenze di distribuzione molto particolari, perché poi al netto del fatto che magari le ferrovie in Italia non sono a livello di altri paesi europei e non c'è una capillarità così spinta, è difficile poi anche la gestione, l'atto documentale, la parte doganale, quindi le tempistiche sono molto allargate rispetto a una consegna tradizionale. E poi siamo tutti, io in primis come consumatore finale, legati un po' al mondo, all'emozione data dal mondo Amazon, no? Sembra che qualsiasi ordine, qualsiasi richiesta di acquisto abbia un'urgenza assoluta che deve essere consegnata il giorno dopo. Questo implica già di per sé l'impossibilità di gestire determinate distribuzioni con l'intermodalità ed è uno dei motivi per i quali insomma, è un traffico che sta sì crescendo rispetto al passato, ma non con percentuali così alte. Ma questa metodica, no, di cui siamo un po' tutti responsabili, lei citava, del faccio l'ordine domani mattina, anzi dopo 2 ore voglio riceverlo, resisterà o rischia di implodere? Non sono un veggente purtroppo, diciamo che il mondo dell'e-commerce, soprattutto in Italia, adesso sta pagando un po' le altissime performance che ha avuto durante il periodo del Covid, dove il consumatore era quasi obbligato a utilizzare quel canale per essere approvvigionato. Forse anche perché l'ha scoperto in fretta, no? Sì. C'è stata tutta una cosa che prima era quasi sconosciuto, all'improvviso quasi un mercato drogato in qualche modo. Adesso i volumi legati all'e-commerce non sono più gli stessi del 2021, sono diminuiti, in Italia tra l'altro siamo un po' indietro da questo punto di vista rispetto ad altri paesi. Il trend del futuro non credo si potrà fermare, però poi alla fine, come in tutte le cose, credo che la questione principale sia il prezzo d'acquisto. Se il prezzo per avere l'urgenza è notevolmente più alto rispetto a un prezzo per un servizio tradizionale con consegne più lente, credo che anche il consumatore finale sia spinto a usare l'e-commerce solo quando effettivamente serve. Attualmente un po' i corrieri espressi, un po' gli operatori logistici non impongono differenze sostanziali tra le due soluzioni e quindi il consumatore finale è sempre spinto ad utilizzare quel canale per avere la merce il giorno dopo a casa. Voi invece come riuscite, no, a dare un servizio con le difficoltà che ha elencato, insomma, per svelare un attimo qual è la vostra politica, dato che siete in ampliamento, anche il fatto di aprire varie sedi, cioè vi state vari punti di distribuzione in modo da poter garantire una consegna meno impattante, più rapida? Sì, è anche vero che tutti i nostri magazzini nuovi sono ovviamente di ultimissima generazione, quindi hanno già delle logiche di sostenibilità già nell'aspetto costruttivo.
ma sono soprattutto poli molto più grandi, di taglia molto più grande rispetto a quello che eravamo abituati qualche anno fa. Quindi adesso faccio un esempio, noi viaggiamo su multipli di 20.000 metri quadri, magazzini più piccoli non ci interessano perché riusciamo in un magazzino grande a collettare più clienti e ad avere un minor numero di viaggi da una sede all'altra. E anche questa è una politica green, no? Poi si fa fatica a vederla nei numeri, ma nella sostanza c'è. Come avviene la distribuzione? Come ottimizzate la distribuzione? Lei ha detto grandi magazzini, suppongo che questi grandi magazzini debbano sorgere in prossimità delle grandi vie di comunicazione, ci sia anche una strategia di collocamento? O in prossimità delle aziende produttive. Noi abbiamo anche delle sedi estere in Germania, Polonia, Slovacchia che sono legate alle produzioni dei nostri clienti. Il nostro cliente importante, una multinazionale, ci ha chiesto di aprire un magazzino in Slovacchia perché ha la produzione lì. Avere il logistico distante creerebbe poi dei disagi e dei viaggi molto più lunghi. Ma questo perché siete quasi fornitori esclusivi di questa realtà? In questo caso sì. Ma in Veneto, che invece mi pare voi lavoriate per più attività, come riuscite a concentrare la distribuzione? Dobbiamo trovare sempre il giusto compromesso tra prossimità alle autostrade piuttosto che al cliente importante, alle logiche di raggruppamento, perché come dicevo prima le economie di scala che si creano sui poli grandi sono ovviamente più migliori. Andate anche per settori, lei prima parlava di fashion piuttosto che, cioè magari ci sono dei settori che si possono accorpare in un determinato magazzino per poi quando si parte sia nella raccolta che nella distribuzione sia quasi un percorso obbligato. Adesso assolutamente. Magari sto dicendo delle idiozie. No, è assolutamente corretto. Mi riferisco in particolare al mondo dell'abbigliamento, delle calzature. È un mondo per il quale il Veneto è assolutamente fondamentale, non potremo fare a meno del Veneto perché i laboratori produttivi sono Riviera del Brenta piuttosto che in altre zone, a Montebelluna, la parte calzaturiera, quindi non essere presenti in Veneto significa non poter gestire questa attività. E tra l'altro è l'attività che dal nostro punto di vista sta crescendo in maniera veramente esponenziale. C'è anche un fenomeno di reshoring dettato appunto da tutte le criticità che ci sono state col Far East, con il Covid, con le emergenze varie. Quindi non sono comparti che stanno soffrendo la crisi, perché poi spesso, cioè, dal punto di vista del ricevere e del distribuire, no? Tutto sommato lei ci sta dando un'osservazione dal suo specifico punto di vista che mi fa pensare che insomma sono settori che ancora in qualche modo funzionano. Sì, ovviamente poi bisognerebbe entrare nel caso specifico, cliente per cliente. Certo. Poi dipende anche dal mercato a cui fa riferimento. Sì, diciamo che noi cresciamo perché crescono i clienti come numero, in alcuni casi i clienti crescono anche come volumi d'affari, in alcuni casi ovviamente anche i nostri clienti diminuiscono i volumi. Noi in Veneto cerchiamo di dare in un'unica struttura, di gestire tutta la filiera, quindi dall'ingresso dei container dalla Cina, piuttosto che dalla merce dei laboratori produttivi italiani, del Made in Italy. In quella stessa sede facciamo l'attività di controllo qualità, di ricondizionamento capi, di stiro, di imbusto e poi tutta l'operazione di logistica pura, quindi preparazione degli ordini, creazione della scatola di spedizione e l'ultimo anello della catena è la parte distributiva. Quindi offrite anche tutta una serie di servizi, cioè il prodotto arriva un po' nudo e crudo e voi poi lo infiocchettate sì, è e lo preparate poi per la consegna. Sì, ed è un'attività che prevede comunque un valore dettato dalle persone. Sono attività, soprattutto la parte di ricondizionamento capi, di stiro classico, perché poi anche il mondo dello stiro è molto vasto. Passiamo dallo stiro industriale che gestiamo con i tunnel e con le imbustatrici che viaggiano a
30.000 capi giorno, voglio dire, ha lo stiro classico dove c'è la signora che dipende dal cliente questo ovviamente. Sì, c'è il lusso ovviamente che necessita di alcune attività che non possono essere gestite da macchine. Quanto la tecnologia e adesso anche l'intelligenza artificiale vi sta dando una mano, no? Gli algoritmi vi aiutano a smistare le merci? Noi viviamo all'interno di un continuo compromesso tra quello che è l'automazione, che è un must, una necessità, anche per il semplice motivo che è difficile trovare forza lavoro in questo momento storico. Quindi l'automazione ci aiuta sicuramente, però noi che siamo operatori logistici poi dobbiamo dare flessibilità. La flessibilità vuol dire cambiare anche mix dei prodotti, mix dei settori merceologici e quindi magari un'attrezzatura che va bene per un cliente oggi fra 2 anni non può più andare bene e diventa un refuso e quindi bisogna anche ponderare bene gli investimenti, l'automazione, perché non siamo un'azienda produttiva ma noi forniamo servizi. Lei diceva abbiamo anche noi difficoltà a trovare figure professionali. Quali sono le figure professionali di cui avete necessità e vi siete dati una risposta del perché ci sono queste difficoltà? Perché è un lavoro duro, perché è un lavoro pesante, perché è un lavoro flessibile, perché è un lavoro che... Diciamo che è un tema comune alla maggior parte delle aziende, soprattutto in ambito produttivo, poi anche in ambito servizi. Diciamo il lavoro, noi abbiamo 2 tipologie di lavori, insomma, la parte di operatore di magazzino e la parte di trasportatore, diciamo. Sono 2 tematiche abbastanza differenti l'una dall'altra. Il trasportatore è un lavoro veramente tosto, soprattutto sulle tratte lunghe, vuol dire dormire sul camion piuttosto che farsi il weekend fuori casa. Non è così facile trovare persone che siano disposte a sacrificare magari la famiglia per portare avanti un lavoro così tosto e stare 8-10 ore al giorno sulla strada vi assicuro che è veramente dura. È dura anche in auto, figuriamoci con un camion. Io li ho sempre ammirati e apprezzati da questo punto di vista perché i sacrifici che fanno, soprattutto in ambito familiare. Perché poi sono operatori singoli, un tempo no? Si viaggiava in 2 quando c'era... Sì, quando c'erano margini diversi, quando c'erano disponibilità diverse. Minor traffico, strade un po' più idonee alla quantità e volumi di traffico. C'erano anche meno controlli e meno obblighi di legge, adesso questo per fortuna perché certo. Nel momento in cui ti confronti con altri paesi dove non ci sono mezzi che abbiano... anche l'idoneità dei mezzi che spesso sono... dove non ci sono controlli così mirati come succede magari in Italia, in generale adesso nella comunità europea, combattevi contro qualcuno che era competitivo perché non rispettava le regole. Esatto. Quali sono dal Veneto le vostre merci arrivano dove? In Italia, in Europa, in tutto il mondo? Noi l'inbound lo riceviamo, certo. Come dicevo prima, da Far East per i prodotti commercializzati magari, piuttosto che il lusso arriva da fornitori italiani, mentre poi la distribuzione la facciamo tendenzialmente in tutta Europa, Italia, Europa compresa. Non siamo uno specialista del via aerea, quindi poi magari sono traffici che possiamo gestire tramite partner o altri distributori, però il nostro core business è il trasporto via terra. È importante essere specializzati in un ambito piuttosto che avere una rosa infinita di opzioni? Direi decisamente di sì, poi noi cerchiamo di fornire un po' tutta la filiera, però ovviamente non in modo diretto. Non ci si inventa specialisti dall'oggi al domani, essere specialista del fashion implica riuscire a gestire consegne fatte magari nelle boutique in montagna o con fasce orarie di consegna dalle 6 di mattina alle 7 in centro storico, ZTL, quindi
con un booking da fare. È un mondo totalmente diverso rispetto a consegnare, che ne so, 2 pallet al magazzino di un operatore logistico. È un servizio è proprio un servizio, ecco, non è una consegna, è un servizio a tutto campo. Anche i mezzi devono essere idonei, cioè non posso trasportare materiale del lusso su un camion telonato dove piove magari dentro. Assolutamente, quindi... ci vogliono insomma tutte le caratteristiche anche necessarie per la delicatezza del prodotto. Siamo quasi in finale della nostra conversazione, si parla di logistica verde, è un obbligo che voi avete, una mission, però si parla di raggiungere, no, questo Green Deal. Adesso c'è una nuova Europa, non si capisce bene quali saranno gli orientamenti, indubbiamente tutti aspiriamo a un ambiente più sano, però spesso non è sostenibile, la sostenibilità non è sostenibile nell'immediato, vuoi per una questione economica, vuoi per una questione di cultura, vuoi per una questione proprio di cambiare, rivoluzionare anche l'assetto delle infrastrutture. Da imprenditore che lavora in questo ambito, che ha la decarbonizzazione come principale obiettivo, che cosa può dire, che cosa dovrebbe succedere in Europa per avere il buon senso, ecco. Diciamo che la politica dovrebbe appunto ragionare per buon senso e non per logiche del partitino o dell'orticello. Spesso vediamo grandi proclami, grandi meeting, però poi la concretezza manca, oppure vengono definite delle regole insostenibili. Oppure magari sono sostenibili per alcuni paesi. Che differenza c'è, per esempio, voi che spedite in tutto il mondo, tra il nord Europa e il sud Europa? L'esempio che citavo prima del biodiesel è lampante. Per assurdo in Italia siamo avanti da questo punto di vista, abbiamo un gasolio che emette il 90% delle emissioni in meno rispetto al gasolio tradizionale. In Europa nessuno ha spinto per neanche fare nella avanzatissima Europa del Nord, nell'avanzatissima Europa del Nord, nell'ambientalista Europa del Nord. Poi c'è a macchia di leopardo, qualche paese sì, qualche città sì, qualche città no, però è un classico esempio di come per esempio la comunità europea dovrebbe spingere ad uniformare queste logiche, perché se poi lasciamo al singolo paese la decisione, ogni paese fa il suo interesse, c'è poco da fare, ma non è probabilmente l'interesse collettivo che ci dobbiamo dare. Un po' come l'Austria che blocca i tir in uscita. Sì, poi spesso la comunità europea è un termine che rimane molto nella teoria e poco nella sostanza, perché se poi veramente lasciamo interpretazione alle singole entità è difficile trovare un interesse comune. Cioè si parla di un mercato globale, ma poi ognuno va anche un po' in ordine sparso? Sì, poi mi viene da sorridere che diciamo, i primi 2 principali inquinatori, emettitori di Cina India e Stati Uniti. Una fa 13 miliardi di tonnellate di CO2, l'altra 7. È come svuotare il mare con un sacchiello. Sì, e quindi noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, ma se poi i colossi non trovano un accordo o non capiscono quanto sia fondamentale gestire questo tema, potremmo fare veramente poco. Bene, io la ringrazio per questo panorama, però già fare piccoli passi ciascuno anche nella quotidianità potrebbe essere, almeno si forma una cultura. Perché... Noi ci proviamo. Bene, io ringrazio Matteo Vaccari, in previsione nuove aperture nel territorio? Sì, noi siamo in previsione di aprire 83.000 metri quadri in provincia di Padova, ma sarà un nuovo progetto che magari discuteremo in futuro. in un'altra circostanza. Un'ultima cosa adesso mi è venuta in mente. In Italia quando si parla di logistica, no, c'è sempre stato questo refrain antico, meno gomma più rotaia. È un'utopia? Dal mio punto di vista sì. Bene, io la ringrazio con questa sincera risposta da chi ovviamente opera nel settore. Ringrazio Matteo Vaccari, ringrazio anche voi per averci seguito in questa puntata di 7 in punto. Torniamo domani, grazie e arrivederci.
Grazie.